Buongiorno, sono Ruggero Vilnai del Comitato Paralimpico Veneto. Credendo di fare cosa utile, abbiamo pensato di realizzare un video per voi con degli esercizi al corpo degli arti superiori, con l'aiuto dell'atleta Nicolò Toscano e della specialista dell'esercizio Gerarda Soren. Buona salute. Salve! Benvenuti a questa lezione di attività fisica adattata. Siamo in compagnia di Nicolò. Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. E attraverso un semplice strumento come il bastone e una semplice spugnetta che possiamo recuperare a casa, eseguiremo questa sessione di allenamento. Attenzione semplicemente alla sicurezza, quindi controllate la vostra postazione di allenamento e a non effettuare nessun esercizio che vi può evocare dolore. Eseguiremo degli esercizi semplici. Se durante la sessione troverete alcuni esercizi che non riuscirete a fare, non preoccupatevi, andate oltre. Iniziamo senza indugio. Iniziamo semplicemente aprendo e chiudendo le mani per 10 volte. Cerchiamo di estendere il più possibile le dita e di richiudere con forza i pugni per 10 volte, sentendo proprio gli estensori delle dita che si attivano e i flessori delle dita che si attivano. Una volta fatto per 10 volte questo movimento, possiamo appoggiare le mani sulle cosce e in questa posizione, Nicolò, alziamo le dita insieme, i 2 pollici, i 2 indici, i 2 medi, i 2 anulari, i 2 mignoli, alternando continuamente l'estensione delle varie dita. Se avete qualche problema non vi preoccupate, l'importante è tentare proprio di riportare l'estensione delle dita al massimo. Fatto, eseguito per la terza volta, eseguiamolo ancora per una quarta volta con calma, lentamente, ascoltando proprio anche se ci sono delle forze che sono contrarie, dove si fa fatica, dove è più difficoltoso, e poi finalmente estendiamo tutte e 10 le dita cercando di tenere il palmo appoggiato bene sulla coscia, estendendo le dita per 5 secondi e riappoggiandole. Riestendo le dita per 5 secondi, sento bene la tensione degli estensori delle dita e poi riappoggio. Di nuovo, ripeto, questo movimento è importante ripeterlo perché gli estensori sono i muscoli che usiamo poco durante la giornata. Riappoggio, ancora un paio di volte, forza, per 5, 4, 3, 2, 1 secondo, riappoggio e per l'ultima volta riproviamo. 5, 4, 3, 2, 1 secondo e riappoggio. A questo punto possiamo incrociare le dita e unendo le mani girare, effettuare una semplice circonduzione dei 2 polsi. Questo, Nicolò, ci serve proprio per sbloccare bene l'articolazione. Fatto 5 movimenti in un senso, possiamo provare a fare 5 movimenti nell'altro senso. E ascoltiamo anche magari in un senso si riesce meglio che nell'altro perché non siamo mai simmetrici. Fatto per 5 volte possiamo estendere le braccia con le dita ben incrociate in avanti in modo da sentire bene la tensione sull'esterno dell'avambraccio e ritornare con le mani al petto. Riprovo ancora portando bene in estensione le braccia. Ritorno. Come va, Nicolò? Tutto bene? Tutto bene. Di nuovo, estendo, cerco di sentire la tensione dell'avambraccio, ritorno e per l'ultima volta vado, estendo bene l'avambraccio e ritorno. Possiamo quindi appoggiare le mani sulle cosce e iniziare con calma lentamente a fare delle circonduzioni delle spalle. In questo modo, proprio per sbloccare le spalle, cerco di abbinare la respirazione. Quindi, Nicolò, inspiriamo mentre portiamo le spalle in alto e indietro, buttiamo fuori l'aria mentre le spalle sono in basso e in avanti. Inspiriamo, le spalle sono alte dietro, espiro, spalle basse e avanti.
Perfetto. Una volta fatto almeno 8 circonduzioni in questa direzione, e fatte in questa direzione perché noi andiamo ad aprire le spalle, perché tendenzialmente noi le teniamo chiuse, a questo punto possiamo fermare le spalle e sollevarne soltanto una alla volta. Quindi alternativamente io sollevo una spalla, la riporto verso il basso, sollevo l'altra, la riporto verso il basso. Inspiro mentre sollevo la spalla, espiro, la deprimo, inspiro, espiro, la deprimo. Di nuovo inspiro, espiro, la deprimo, inspiro, espiro, la deprimo. Proviamo a sollevarle entrambe. Inspirando solleviamo entrambe le spalle il più possibile, espirando le riportiamo giù. Inspiro, sollevo entrambe le spalle, espiro, ritorno. Se lo facciamo lentamente, questo movimento, riproviamo, possiamo già iniziare a stimolare la respirazione. Un'ultima volta, inspiro bene, sollevo entrambe le spalle, espiro lentamente, riabbasso entrambe le spalle. A questo punto possiamo mantenere le mani sulle ginocchia oppure prendere bene un punto fisso, come fa Nicolò, per portare le spalle avanti e quindi anteporre le spalle, e per portare le spalle indietro, quindi retroporre le spalle, retroposizionare le spalle. Vado in avanti e indietro. Come fa giustamente Nicolò, posso assecondare il movimento anche con il busto e con la testa, quindi io butto fuori l'aria, sentirò che porto in anteposizione le spalle, la testa va in flessione, la schiena si incurva e poi vado in estensione con la schiena portando la testa bella alta, dritta. Ancora. Qualcuno magari potrà avere la sensibilità per sentire che il suo bacino si appoggia più indietro nel momento in cui vado in anteposizione con le spalle, mentre io mi appoggio più sulle due ossa avanti del bacino, sulle due ossa ischiatiche, quando vado in retroposizione con le spalle. L'importante è proprio assecondare il movimento con una buona respirazione. E allora lo facciamo un'ultima volta insieme, buttando bene fuori l'aria e inspirando. Benissimo. A questo punto riappoggiamo pure le mani sulle nostre ginocchia e con calma proviamo a fare delle circonduzioni delle braccia come se volessimo pettinarci. Immaginato proprio di portare indietro il ciuffo, il gomito rimane piegato in modo da dare la possibilità alla spalla di esprimere il massimo della sua ampiezza. Nicolò è bravissimo, per cui ha un'ampiezza grandissima e può portare il braccio bene dietro fino alla nuca e riportarlo avanti basso. Chi non ce la fa perché ha un conflitto magari a livello di scapola o scapolo-omerale può semplicemente detergersi il sudore dalla fronte con un movimento più piccolo, ma che mi permette comunque di mobilizzare bene l'articolazione della spalla. Prova di nuovo, Nicolò, ad andare indietro come sai fare bene, da una parte, dall'altra. Un'ultima volta, bene, da una parte e dall'altra. Perfetto, siamo pronti per proseguire il nostro allenamento. È arrivato il momento di attivare il core e di iniziare a utilizzare la respirazione. Per cui, per chi può, appoggia la mano sulla pancia e semplicemente inspirando gonfia bene la pancia, espirando sgonfia la pancia, cercando di sentire come se l'ombelico venisse risucchiato all'interno della pancia stessa. Inspira gonfiando, espira sgonfiando. Per chi non può sentire gli addominali che si contraggono, può semplicemente, come Nicolò, inspirare bene profondamente,
sentendo che si allarga bene il torace, espirare mentre il torace si chiude, sentire che la testa si allunga il più possibile verso l'alto e le spalle si abbassano. Inspiro, espiro lentamente, cerco questo autoallungo mentre sento che il torace si rimpicciolisce, le spalle si abbassano, la testa si eleva verso l'alto. Inspiro ed espiro lentamente, mantenendo proprio questa posizione di autoallungo. Inspiro, chi può sente gonfiare la pancia, espiro lentamente, la pancia si sgonfia, io sento proprio questo ombelico che viene risucchiato mentre io sento l'autoallungo. Benissimo, in questa posizione di autoallungo, Nicolò, adesso proviamo a fare una torsione del busto, per cui appoggi una mano sulla ruota, lateralmente sulla ruota opposta, l'altra mano scorre dietro oltre la sedia a rotelle e in torsione con il busto cerchi di sentire bene la torsione e buttando fuori l'aria senti questa schiena che si allunga. Mentre ritorni al centro, inspiri e andiamo dall'altra parte, espirando bene, appoggia bene la mano e tira bene con la ruota, sulla ruota, prendi punto fisso sulla ruota, inspirando ritorno al centro e lo ripeto ancora, da una parte, espirando bene, cercando l'autoallungo oltre che la torsione, bravissimo. Inspiro bene al centro e cambio dall'altra parte, sempre con l'autoallungo, mi raccomando. Ritorno al centro, lo ripetiamo ancora una volta per lato, che così attiviamo bene il respiro. Se a qualcuno venisse da sbadigliare non si preoccupi, si fermi, sbadigli pure, riprova dall'altro lato, intanto Nicolò, grazie. E perché? Perché lo sbadiglio è sintomo di un diaframma che finalmente si sblocca. E ritorno bene al centro. Siamo pronti adesso per rinforzare un pochino i muscoli? Allora partiamo, mani davanti sulle ruote. Andiamo a spingere su entrambe le ruote con tutte e due le mani per 5 secondi, cercando di mantenere bene l'estensione del busto e poi rilasso. Di nuovo vado in spinta, ti ricordo che tutte le volte che si fa uno sforzo si butta fuori l'aria, ma questo te l'avranno sicuramente insegnato nel mondo sportivo, e rilasso. Riprovo ancora per 5 secondi, via, 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. E un'ultima volta vado bene in spinta, 5, 4, 3, 2, 1 e finalmente rilasso. Portiamo tutte e due le mani dietro le ruote e proviamo a fare la spinta contraria. Quindi io parto, sento la tensione, vado bene in spinta per 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. Riproviamo ancora per altre 4 volte questa spinta bene e la sentirete bene sulle spalle. 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. Dobbiamo sempre darci un attimo di spazio per il rilassamento prima di ripartire. Vado. 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. Un'ultima volta. Vado. 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. Come ti senti? Ti senti un po' attivo? Bene. Benissimo. Allora, a questo punto, Nicolò, dobbiamo imparare a sollevarci dalla sedia. Quindi alleniamoci per sollevarci. Appoggiamo bene le mani sopra le ruote e spingendo con tutte e due le braccia, butto fuori l'aria.
e ritorno dopo 5 secondi. Ti ricordo che quando lo fai devi stare attento che le scapole si avvicinino bene, si adducano bene e le spalle rimangano basse. Riproviamo? Via, spingo, 5, 4, 3, 2, 1 e riporto. È difficile questo? Un po'. Un po', bene. So che tu sei un atleta e quindi puoi cimentarti anche in questo tipo di esercizio. Sollevo, tengo la posizione, mi aiuto buttando fuori bene l'aria, mi raccomando, ritorno e riproviamo altre 2 volte, via! Parto, salgo, tengo la posizione bene, ritorno e per un'ultima volta riproveremo sollevandoci bene per 5, 4, 3, 2, una volta e ritorno. Sono stati difficili? Un po'. Abbastanza, impegnativi diciamo questi esercizi. Va bene, allora continuiamo tra brevissimo con un'altra serie di esercizi un pochino più semplici. Per proseguire l'allenamento abbiamo bisogno dei bastoni, Nicolò, quindi ti do il tuo bastone e siccome siamo a casa e non abbiamo un pavimento adatto, possiamo utilizzare semplicemente delle spugnette da appoggiare a terra per poi appoggiare semplicemente la punta del bastone quando mi servirà a terra il bastone. Allora, partiamo Nicolò. Mani appoggiate sulle cosce e vado col bastone a flettere l'avambraccio in modo da portare il bastone alle spalle e riportarlo giù, semplicemente. Inizio a sentire questo movimento, lo automatizzo, ok? Imparo a buttare fuori l'aria quando il bastone lo porto verso le spalle, inspiro quando il bastone ritorna sulle cosce. Poi in un altro allenamento magari useremo i pesi, che sarà un pochino più difficile. Adesso partiamo con le mani alle spalle ad allungare semplicemente un braccio in avanti in modo da sentire la spalla che si allunga in avanti e poi la riportiamo all'indietro al suo posto. Allungo l'altro braccio e ritorno. Via, allungo bene un braccio, ritorno, allungo l'altro, ritorno. Per chi ne avesse la possibilità, oltre che allungare il braccio, cerca di andare in torsione. Allungo il braccio, ritorno, allungo bene il braccio, ritorno, allungo ancora una volta bene il braccio e ritorno. Riappoggio pure il bastone sulle cosce. A questo punto prendiamo il bastone e appoggiamolo sulla nostra spugnetta. Tenendo bene il bastone con la mano, porto il braccio in avanti e indietro, la mano avanti e indietro, cercando di estendere il più possibile il braccio e riportare la spalla più avanti possibile. Quando il bastone va indietro, cerco di retroporre la spalla il più possibile, in modo da sentire questo sblocco bene di spalle, perché nella nostra attivazione questa sera dobbiamo tenere presente che le spalle per noi sono molto importanti e vanno continuamente mantenute attive. Siamo arrivati a farlo per 8 volte. A questo punto proviamo semplicemente a descrivere un cerchio con il braccio esattamente al contrario, Nicolò. Proviamo a fare il cerchio al contrario, in apertura. E quindi io sento che apro bene, lentamente, e anche qui sento bene la spalla che si allunga in avanti, si apre bene, si porta bene indietro per permettermi il giro massimo. Buttiamo sempre fuori l'aria quando il bastone va verso avanti, inspirando mentre io cerco di aprire bene il braccio e la spalla. L'abbiamo fatto per 8 volte, possiamo farlo dall'altra parte. Appoggiamo pure il bastone sull'altra spugnetta che abbiamo già posizionato e portiamo il bastone avanti e indietro, cercando di sentire bene questa spalla che si muove in anteposizione e retroposizione. Perfetto, lo facciamo per la 4ª volta, per la 5ª volta. Imparate sempre a buttare fuori l'aria
e a inspirare, non fate mai gli esercizi in apnea. Te l'hanno insegnato questo, vero Nicolò? Sì. Perfetto. A questo punto, come per l'altro braccio, cerchiamo di scrivere un grande cerchio in apertura, sempre con l'attenzione a mantenere il movimento bello ampio sulla spalla. Quindi cerco di sentire che se per caso ho posizionato il bastone appoggiato a terra troppo vicino alle gambe, lo allontano un attimo per poter fare il movimento ancora più ampio. Siamo a 6. Imparate sempre a buttare fuori l'aria e inspirare. Siamo a 7. E finalmente ecco l'8º movimento. A questo punto prendiamo il bastone con tutte e 2 le mani e immaginiamo di mettere le mani, le braccia come se dovessimo fare un'invocazione, appoggiando bene i gomiti vicino ai fianchi. Cerchiamo di sbloccare soltanto il movimento dell'avambraccio. In questo modo andremo a lavorare sugli extrarotatori, cercando di avvicinare un po' di più la scapola alla linea mediana, quindi alla colonna vertebrale, prima una e poi l'altra. Con molta delicatezza cercheremo di fare bene una rotazione a destra e a sinistra, una torsione bene a destra e a sinistra. Benissimo. A questo punto possiamo andare tranquillamente in canoa. Cosa dici Nicolò? Andiamo a vogare? Andiamo con calma, tranquilli, sentiamo che le articolazioni si rilassano, giusto Nicolò? Sì. E possiamo chiudere gli occhi e immaginare di essere dove Nicolò? Potremmo immaginare di essere sul bacchiglione. Oh, benissimo, benissimo. Allora andiamo a vogare in canoa sul bacchiglione. Perfetto. Proviamo a fare all'indietro il movimento, a ritornare? Andiamo a ritroso? Ecco, questo movimento è importante farlo in scioltezza, proprio per sentire le braccia, le spalle, come si muovono bene in scioltezza. Bravissimo! Ci possiamo fermare e possiamo ricominciare con un esercizio di equilibrio e di stabilizzazione. Abbiamo il bastone sulle cosce, è ben puntato, ci fa un ben piano stabile. A questo punto iniziamo a creare un disequilibrio. Porto tutte e 2 le mani alle spalle e poi ne allungo soltanto una verso l'alto, cercando il massimo allungo, e in questa posizione di instabilità cerco di mantenere l'equilibrio. Ritorno e riappoggio il bastone. È andato tutto bene? Tutto bene. Proviamo con l'altra parte. Vado dall'altra parte, allungo, cerco di sentire bene l'equilibrio, ritorno e riappoggio. Direi che possiamo riprovarlo per altre volte. Cosa facciamo? Altre 4 volte? 2 volte da una parte, 2 volte dall'altra almeno. Ed è importante proprio in questo allungo che voi sentiate l'equilibrio bene e la stabilizzazione del busto in un movimento dove probabilmente mi crea un pochino di squilibrio. Si sa sempre che quando si è alti, chi è più alto più ha possibilità di cadere, giusto? Benissimo, allora facciamo ancora una volta, da una parte, proviamo magari a buttare fuori l'aria, vediamo cosa succede. Ritorno, riappoggio e cambio dall'altra parte. Proviamo a buttare fuori l'aria, a vedere se diventa più difficile o più semplice. Ritorno e riappoggio. Per concludere il nostro allenamento, Nicolò, possiamo fare alcuni esercizi per il capo. Allora, lentamente, sono esercizi da fare molto lenti, incliniamo la testa lateralmente, la riportiamo al centro, inclino la testa lateralmente dall'altra parte e la riporto al centro. Di nuovo con calma, ascoltando proprio le tensioni del collo, ritorno e dall'altra parte lentamente e ritorno. Fletto semplicemente il capo in avanti. Sentirò magari qualche scompenso, qualche squilibrio.
butto fuori l'aria, rimango fermo in posizione, inspiro, raddrizzo con la testa e di nuovo fletto bene il capo in avanti, cerco di sentire bene l'equilibrio, inspiro, raddrizzo, risalgo bene con la testa. A questo punto portiamo le mani incrociate dietro la testa, alte non a livello di nuca, ok? Gomiti ben aperti, chiudiamo bene i gomiti buttando fuori l'aria, inspirando riapriamo bene i gomiti cercando di sentire proprio la stabilità del busto e delle braccia aperte. Di nuovo chiudo buttando fuori l'aria, inspiro, riapro. Ancora. Espiro, chiudo, inspiro bene, riapro e un'ultima volta, espiro, chiudo, inspiro bene, riapro. Riportiamo giù un attimo le braccia per riposarci, prima di fare questo movimento anche accompagnandolo con la testa. Quindi riporto bene le braccia dietro la testa, le mani dietro la testa, chiudo bene i gomiti e fletto il capo in avanti. Butto fuori l'aria, rimango fermo un attimo in quella posizione per riaprire bene i gomiti alzando la testa e riportando bene le braccia lungo i fianchi. Era difficile, era squilibrante? Un po'. Lo riproviamo allora. Sì. Riportiamo bene le mani dietro, chiudiamo bene i gomiti, fletto il capo in avanti lentamente, inspiro, riapro i gomiti alzando la testa e ritorno con le mani benissimo sulle cosce. Bravissimo. Ultimo esercizio che ti propongo è per rilassare un attimo i muscoli dell'occhio in rapporto alla testa. Per cui partiamo con la testa bene dritta, in auto a lungo il più possibile, immagina proprio di sentirti più alto possibile, ruota solo la testa destra, butta fuori l'aria, inspira, ritorna al centro, ruota la testa a sinistra buttando fuori l'aria, inspira, ritorna al centro. Di nuovo lo ripetiamo, ritorna al centro e dall'altra parte ritorna bene al centro. Tenendo ferma la testa, adesso muovi solo gli occhi a destra, a sinistra, a destra, a sinistra. E per finire ti propongo un ultimo esercizio che io eseguo spesso con gli smart work e in questo periodo che siamo molto a computer serve anche a noi. Guarda dritto davanti a te e lentamente, senza esagerare, continuando a guardare dritto, mantenere lo sguardo fisso davanti a te, ruota la testa a destra. Ritorna lentamente al centro e con calma esegui l'esercizio anche a sinistra, mantenendo sempre l'occhio fisso davanti a te. Riprova ancora da una parte e dall'altra, con dolcezza, non forzare, mi raccomando, perché i muscoli degli occhi sono molto importanti, sono piccoli, molto spesso in tensione e non devo andare a scaricare troppo velocemente. A questo punto puoi chiudere gli occhi e riaprirli. La nostra sessione di allenamento è finita. In attesa di rivederci in palestra, in presenza, speriamo di avervi invogliato a rimanere attivi e ad allenarvi con noi. Sicuramente, mentre voi guarderete il video, qualcun altro in Italia, come voi, si starà allenando. Questo è un modo per stare insieme. Cosa dici, Nicolò? Mi raccomando, attivi anche a casa. A presto a tutti!